di mare del maestro Pietro Di Noto. Cosa sta facendo in questo momento? Vediamo ora i colori qua in questa boule. Vediamo, non mi rendo conto già dei colori, del profumo. Gli ingredienti che occorrono per questa granita, quali sono? E allora, l'acqua di mare, abbiamo preso l'acqua di mare del Dusa. Però è sterilizzata, pasteurizzata, quindi analizzata, va benissimo. Poi l'abbiamo allungato con l'acqua naturale, saccarosio e il limone. Abbiamo preso il limone qua ad acqua dolce. Di solito la faccio con il seccagno di bettenello, però in questo caso che siamo ad acqua dolce, al lido bandiera gialla di acqua dolce, mi hanno portato a fare del buon limone, perché il succo del limone siciliano è tutto buono anche qua. E abbiamo fatto questa granita, già la macchina è in moto, la assaggiamo. È spettacolare, spettacolare. Buonissimo. Ora, 5 minuti per farla e uscirà. Vediamo altri 5 minuti per prendere consistenza e poi la facciamo degustare. La granita all'acqua di mare qui, nel mare di acque dolci. Fantastico. Quale coreografia migliore? Non c'è miglior posto al mondo della nostra amata isola. Poi siamo qua, guardate gli spettacoli. Bellissimo. Uno non si può augurare che lavorare in questi posti sempre. Ma noi siamo davvero curiosi. Quando le è venuto in mente che potesse esistere la granita all'acqua di mare? È un'intuizione così per caso. Un'intuizione per caso, che io amo il mare. E poi sapevo dall'inizio, quando ho iniziato la mia carriera, pure facendo il lavapiatte in una cucina, poi un aiuto fuoco, ai tempi cucinavano con l'acqua di mare, quindi da là mi è venuta questa idea, cucinavano il pesce con l'acqua di mare, facevano dei buoni piatti e non capivo come gli venivano così buoni a questo chef che non mi voleva dare la ricetta. Poi ho scoperto che la mattina presto andava a prendersi l'acqua di mare, la bolliva, in modo suo gli facevano la pasteurizzazione un poco grezza, ma venivano piatti che erano fantastici, perché in quella cucina non aveva sale e di là mi sono ricordato di questo e ho realizzato questa opera d'arte, veramente. Una grande opera d'arte di cui ne va fiero Veramente, ne vado e la fiero gente con gli l'apprezza altri. con E questa è la cosa tanta più gioia. bella, che quando l'apprezzano le persone. E guardate il tramonto alla sua destra. Maestro Pietro Di Noto, mentre il sole tramonta stiamo per completare la preparazione di questa granita. Una grande emozione. Bellissimo, assolutamente. Guarda, già ha preso già consistenza e già 2 minuti è pronta per farla degustare. 2 minuti il tempo di farvi vedere dove siamo, guardate. La spiaggia di acque dolci ed il lido bandiera gialla. Riprese in corso prossimamente tutto il documentario completo su Onda TV e sulla pagina Facebook di Bella Sicilia, quindi continuate a seguirci per tutti i passaggi in maniera dettagliata prossimamente. Allora,